Nel 1845 Jean Duplessis Berthoud illustrò con acque forti la vita de l'enfant prodige. L'inquieto giovane ha deciso di abbandonare gli agi borghesi per una vita pastorale. Il padre, vecchio e saggio, fa verbalizzare alle ore 13:29 che gli metterà a disposizione un cammello, un servitore, entrambi utili nell'attraversare lande sconosciute. I bagagli son pronti, saluti, abbracci, ed un cane allarmato abbaia, zampettando. Dal balcone una fantesca si sporge pericolosamente. Avrà le sue ragioni. Una locanda per desinare. Scena pastorale. Si banchetta al sole. Vino in calici d'argento, selvaggina arrosto, dame dal nobile aspetto. Il prodigo figlio nel boschetto scoprirà il piacere delle carezze e dei languori. Città che vai, se non è la tua, avrai sorprese e dispiaceri. È da fuggire in fretta. L'amata si lascia al suo destino, sacrificata, chissà perché, ad un improbabile dio marino. Lui, spogliato d'ogni avere, porterà in salvo il suo sedere. Chi lascia la via maestra per una diversa, dimentichi il desinar d'agnello arrosto, ridotto in povertà, al gregge sarà servitore. Una mano strana guida il suo destino. Da povero a misero il passo è breve e tante son le pene nell'allungar la mano per elemosinare. Nel vano vagare della mente perde il gregge. Fugge il castigo, ridotti i vestiti a brandelli, è padrone solo della sua ombra. Seguendo il volo di cicogne, ritrova sulla via padre, cane e l'allegra compagnia. Si prostra, piange, chiede perdono, commovendo le dame. Fiducioso, lascia cappello e bastone, il sangue non è acqua, ed il padre lo rassicura. I cavalieri giudicano il pezzente con cuore arido e lucidamente. Ecco che succede ad esser figli di papà. Lo sciagurato nudo vien lavato. Curate son le scoriazioni, levigato il calcagno, indurito dal lungo camminare scalzo. Le donne provvedono a togliergli i panni, conoscono le misure della sua spavalderia. Pallido, nutrito a radice amare, sciupato come uno stoccafisso battuto e abbrustolito dal sole, avrà l'appetito di un bue. L'aia è in trambusto. Chi sarà predestinato al desco del padrone? Il gallo alza la cresta ed impara a volare e dal tetto preferisce osservare il tetro svenare del vitello grasso. Il cane esige la sua parte, l'odore di sangue, risveglia nobili natali. Un tempo fu lupo, che diavolo, altro che bastardo. Gran finale. Con musica, canti ed allegria. L'unico piatto vuoto è quello del figliol prodigo. Il digiuno è duro da digerire. Intanto brindisi. Quel che conta nel lieto fine è accettare e godere ciò che ti è destinato, poiché Dio ci chiederà ragione delle gioie rinunziate.